Tra qualche mese si andrà a votare anche a Favara, uno dei centri più importanti della nostra provincia. Già i primi incontri si sono avviati e in città se ne comincia a parlare. Scadrà infatti il mandato all'attuale sindaca Anna Albe e alla sua amministrazione, un monocolore 5 Stelle. Tra le possibili ipotesi abbiamo sentito quella dell'ex primo cittadino Rosario Manganella. A Favara si voterà. Ci sarà una possibilità che Rosario Manganella si possa ricandidare a sindaco? No, no, assolutamente, io ho fatto la mia esperienza di sindaco di questa città, ne vado orgoglioso, sono fiero, era una cosa a cui aspiravo quasi da sempre, mi piaceva fare il sindaco, ci sono riuscito, ho vinto con un candidato tra l'altro molto forte. Adesso è venuto il tempo che Rosario Manganella si metta da parte, almeno per quanto riguarda la candidatura a sindaco. Sarò presente, voglio costruire nella città un'alleanza che sia un'alleanza civica, non un'alleanza partitica, anche perché i partiti, diciamo, ormai qui a Favara in maniera particolare non ci sono più. Manca ad esempio la presenza del Partito Democratico che da 5 anni è fermo, chiuso nelle caserme, ma manco caserma hanno perché non hanno nemmeno un locale dove riunirsi. Ancora la provincia di Agrigento sì, è sotto sorveglianza, è commissariata prima dal commissario che c'era, adesso dal segretario regionale. A Favara è la stessa cosa, in tutta la provincia è nella stessa cosa, ma è strano che un partito democratico non abbia, come quello di Favara, che ha una sua gloriosa storia, riferendo a tutto il periodo fino a ritornare al Partito Comunista, adesso abbia cucito la propria bocca, stia in silenzio di fronte a un marasma, a una grande difficoltà, a un modo di governare che sicuramente non è tra i migliori che possiamo avere nel nostro paese. E quindi vorrò dare il mio contributo sia nella ricerca del candidato sindaco, che debba essere a mio vedere una persona che abbia una esperienza politica già maturata. Non possiamo prendere di nuovo un giovane che non ha mai che non sa nemmeno che cosa sia la politica, che cosa sia un atto deliberativo. Cioè, deve essere una persona che ha maturato già una propria convinzione e una propria esperienza politico-amministrativa. Speriamo di riuscirci, di riuscire a trovare questo candidato. Io mi auguro tanto che possa dare il mio contributo e lo darò fino a... Immagina un'alleanza come a Roma, probabile anche a Favara, 5 Stelle PD, giallo-rosso. Quando si è votato c'è stato un momento nel quale il 5 Stelle hanno fatto la proposta al Partito Democratico di fare un'alleanza di governo e allora Renzi disse di no. Io non ho condiviso quella scelta, io ritengo che invece l'alleanza con il 5 Stelle e il Partito Democratico deve essere un'alleanza strategica, perché chi c'è al centro? Non c'è nessuna forza che si può richiamare a dei principi di centro, c'è solo la destra, non il centrodestra, c'è la destra che adesso ha il sopravvento anche su quella piccolissima parte che potrebbe essere il centro di Forza Italia. E allora io sono convinto che noi possiamo e dobbiamo cercare di allargare questa esperienza che c'è a Roma, anche se qui il Leu non c'è, anche se qui altre forze, diciamo, a sinistra del PD non ci sia, però bisogna lavorare. E allora, siccome però credo che sia insufficiente un accordo di questa natura per battere la destra, perché a Favara si sta organizzando, io credo, e ho lanciato un paio di mesi fa addirittura la proposta, di fare un'alleanza civica che porti personalità, uomini e donne che vogliono bene a questa città
per governarla e modificarne il corso della sua storia. Proponendo magari l'attuale sindaco, no? Io credo che l'attuale sindaco non può essere più riproposto, penso anche lei ha fatto una dichiarazione che non intende candidarsi, ma in ogni caso l'attuale sindaco all'interno del Movimento 5 Stelle non credo che abbia la forza per essere ricandidata, anche perché i 5 Stelle a Favara in questo periodo sono spaccati, perché c'è una parte del deputato locale, l'onorevole Di Caro, che non ha più rapporti politici con l'attuale amministrazione comunale, con l'attuale sindaca, per cui penso che sia impossibile pensare a una cosa del genere e credo e sono convinto che nemmeno i 5 Stelle, anche la parte vicina all'onorevole Di Caro, pensi a una candidatura del proprio partito. Devo dire onestamente che io ho avuto modo di scambiare delle opinioni con l'onorevole Di Caro e entrambi conveniamo che è necessario trovare un candidato unitario che possa rappresentare una grande fetta dell'elettorato favarese e quindi avere un sindaco o una sindaca, questo non cambia nulla, capace di poter governare la nostra città.